I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Orfeo sorge nella zona della Ferrovia di Napoli. Ai suoi tempi fu uno dei teatri più popolari della città. Fu costruito sull'area dell'Arena Olimpia, in via Alessandro Poerio, per conto di Amodio Salsi, che per molti anni ne fu anche impresario. Fu inaugurato il 20 settembre del 1912. Fu il regno di Mimì Maggio, Roberto Ciaramella. Figurarono spesso in programma anche Raffaele e Luisella Viviani. In seguito accolse compagnie di prosa, operette, riviste, audizioni di canzoni e sceneggiate. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate